Potere al popolo. Ed eccolo Sammy Varin, ritorniamo in diretta da studio con potere al popolo, potere al territorio, ma anche potere alla bellezza e alla solidarietà. Tra pochissimo avremo Alexandra Moreno e Giusy Shiré con noi, ma faremo 4 chiacchiere anche con un cantante, vocal coach, produttore, formatore molto conosciuto, si chiama Moreno del Signore, che ci presenterà anche gli ultimissimi singoli. Parleremo del piano casa tra pochi istanti con Centenaro, che è l'argomento poi del giorno, il piano casa, ma su tutti i siti le ultime notizie da Milano. Agente della polizia locale in moto muore durante un inseguimento. Ritrovata l'auto pirata, si cerca il conducente, può averlo speronato. Francesco Imprezzabile aveva 39 anni, lo schianto vicino a Linate dopo un inseguimento iniziato quando un Audi Q7 ha forzato il posto di blocco. Prima ancora, e voglio mostrarvi questo, signori, ringraziando chi ci aiuta attraverso il conto corrente postale di Radio Libertà. Già, la possibilità di aiutarci la trovate andando sul sito radiolibertà.net. In alto a destra, dona ora, e la possibilità di aiutare la nostra redazione con un bonifico fatto al volo con una carta di credito o passando in un ufficio postale. Grazie davvero a Marco da Carcare in provincia di Savona, e grazie a tutti quelli che ci pensano anche soltanto con quei famosi 5 euro. Sono tantissimi perché voi siete in tantissimi. Ci fermiamo. Il Qui Parlamento, dicevo, l'argomento del giorno è sicuramente il piano casa. Ce lo illustra il parlamentare della Lega Centenaro. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto sul piano casa presentato dal Governo è il frutto di un lavoro condiviso, figlio di numerose riunioni con tutti i soggetti coinvolti dal Ministro Salvini, un lavoro condiviso con i principali portatori di interesse del settore, e che sin dall'inizio del suo mandato come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto coinvolgere, proprio per costruire una strategia condivisa ed efficace. È stata data priorità alla sinergia tra operatori pubblici e privati, al fine di rilevare le esigenze e le priorità in materia di abitare, nonché di valutare le necessità di investimenti pubblici e privati, in particolare per lo sviluppo dell'housing sociale. Il piano si propone di rilanciare le politiche abitative nazionali con un approccio integrato, inclusivo e sostenibile. Non si tratta evidentemente di costruire solo nuove case, ma di ripensare l'intero sistema, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione di nuove forme di coabitazione, dalla rigenerazione urbana alla sostenibilità sociale ed economica dell'abitare. La sua innovazione quindi non risiede soltanto nell'allocazione di nuove risorse economiche, ma nella capacità di ripensare l'impianto organizzativo e gestionale che oggi accompagna l'offerta residenziale e sociale di edilizia pubblica. In particolare si prevede una riorganizzazione delle aziende che si occupano di casa, i famosi IACP, che erano istituti autonomi delle case popolari, con l'obiettivo di renderle enti più autonomi, flessibili, efficienti ed efficaci. Tale trasformazione include l'apertura alla collaborazione con operatori qualificati privati, valorizzando competenze ed esperienze già radicate nei territori. Il piano promuove inoltre soluzioni abitative pensate per rispondere alle mutate esigenze sociali, co-housing, senior housing, housing intergenerazionale. Queste formule saranno integrate nei contesti urbani, con particolare attenzione alle periferie, al fine di favorire inclusione e coesione sociale. Dal punto di vista finanziario, il piano supera la logica della spesa pubblica fine a se stessa, proponendo un modello fondato sulla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. Le risorse statali in questo schema non sono e non possono essere l'unico motore dell'intervento, ma agiscono da leva per attrarre capitali privati che saranno fondamentali.
La casa in questa visione torna ad essere un bene primario, un punto di partenza per la costruzione di progetti di vita e una leva fondamentale per lo sviluppo territoriale. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie Presidente. Qui Grazie. Parlamento. Ciao, sono Francesco Frixione. Lasciatevi trasportare dal brano Fammi volare. Provate a volare nel profumo delle piccole cose. Troverete l'essenza della felicità, il senso di libertà nel vivere la vita. Buon ascolto. Vivere l'essenza della vita nel profumo delle piccole cose, nella felicità di un sole che ci illumina, della terra che ci dà energia, del brillare del mare, dell'ebbrezza dell'aria che ci nutre, nella sua purezza immensa. Sono felice, voglio ballare, cantare, vedere nuovi orizzonti, fino ad arrivare all'estasi data da questo magnifico mondo. Fammi volare nel tuo paradiso, come un aereo immerso tra le nuvole, facendole sentire come un materasso nel quale posso galleggiare. Sono felice, voglio ballare, cantare, vedere nuovi orizzonti, fino ad arrivare all'estasi data da questo magnifico mondo. Nell'ebbrezza dell'aria che ci nutre, nella sua purezza immensa. Sono felice, voglio ballare, cantare, vedere nuovi orizzonti, fino ad arrivare all'estasi data da questo magnifico mondo. Apri il cuore alla felicità. Oh yeah. Diamo spazio ai nuovi talenti, spesso sconosciuti, in questo caso da Genova. Abbiamo ascoltato Frixione con la X, Frixione con il pezzo Fammi volare, che esprime tanta positività in un momento del genere. Ce la facciamo spesso e volentieri un'iniezione di ottimismo, di positività? Assolutamente sì, ascoltando anche chi ha fatto della disabilità una promozione, un modo di vivere, una trasmissione di positività agli altri. E gli altri molto spesso siamo noi, che dobbiamo cercare di capire chi ha una disabilità e cercare anche di fare in modo che questo sia un mondo migliore anche per chi ha una disabilità. Grazie a chi promuove l'inclusività, le diversità culturali, l'integrazione. Abbiamo due ospiti insieme con noi
una vecchia amica di Radio Libertà, Giusy Scirè. Ciao Giusy! Buongiorno Sammy, ma non sono vecchia, sono sempre giovane a te. Insomma, però è da un po' di anni che siamo in contatto, è vero, Sì, spesso e volentieri ti io sono ascoltiamo. affezionata a voi, Grazie. i ospiti del tuo salotto, di bella gente, quindi io vengo volentieri. Oggi Giusy Sciretti ha portato una donna importante che insieme collaboriamo ormai da tanti anni, che è la nostra direttrice Alessandra Moreno. Ciao Alessandra! Ciao, dell'Ecuador. Aspetta Alessandra, ti fermo Alessandra, probabilmente non ti sentiamo. Esatto, hai probabilmente un viva voce, ti invitiamo a parlare direttamente nel telefonino perché col viva voce non si riesce a capire. Vediamo se riusciamo. Alessandra. Viva voce, non ne ho il viva voce. Ora va meglio. Ok. Sì. Alessandra, parlaci di te perché la Giusy giustamente ci ha detto parliamo di disabilità, ma parliamo anche di integrazione con la direttrice di concorsi internazionali come Miss Ecuador in Italia, che porta avanti da una parte la bellezza, ma dall'altra parte l'integrazione anche di chi vive lontano da casa, come il popolo ecuadoriano. Ce ne sono moltissimi che vivono qui in Italia. Spiegaci, Alessandra Moreno, qual è la tua missione? Cosa stai portando avanti? Ok, come Alessandra Moreno sono metà l'origine equatoriana e metà italiano. Mio nonno era d'Italia. Sono qua in Italia mediante l'associazione Ñaños, poniendo mano solidaria mediante un'integrazione del rispetto e la solidarietà. Cosa vuol dire integrazione? Siamo lontani da casa nostra. Siamo un'integrazione che significa che l'equatoriano con l'italiano si accoglie un significato che non c'è la differenza. Non siamo noi, tu, lei, lui. Siamo tutti noi, è una solidarietà, è una integrità, è un'integrazione di cultura, di rispetto. E dici niente, cose importantissime, soprattutto per noi è una parola d'ordine. Chi vive nel nostro paese deve poi avere rispetto anche del nostro paese, oltre che naturalmente essere rispettato. E allora chiedo a Giusy Scirè come è accaduto questo connubio, come è accaduto questo incontro con Alessandra Moreno e questa collaborazione che state portando avanti, che cosa sta portando, dove vi sta portando, Giusy? Allora, francamente io con la signora Moreno ci siamo incontrati un po' di anni fa, parliamo di circa 5 anni fa, nella città più bella dei fiori, perché noi siamo dei fiori speciali, eravamo a Sanremo per una sfilata con altri agenti e la quale la signora Morena, scusate la mia voce, purtroppo sono raffreddata, era lì come ospite e io sfilavo su quella passerella e così mi notò e così è entrata questa empatia fra due bionde della quale ci siamo subito capiti che potevamo fare qualcosa di bello, perché noi siamo dei fiori speciali, ogni fiore speciale ha un suo profumo, un suo colore, perché la disabilità deve essere oltre le frontiere. Quindi ho sposato questo paese che è l'Ecuador e la sua gente, il suo popolo fragile, povero, ma educato e rispettoso. E così in connubio abbiamo cercato di fare qualcosa di bello, di portare un sorriso ai più vulnerabili in Ecuador e in tutta l'Italia e in tutto il mondo. E questa è una cosa bellissima.
E soprattutto, alla fin fine, poi da una parte la solidarietà, l'inclusività, la disabilità messa in primo piano, e stiamo parlando, chi ci sta guardando in radiovisione, sui social, ma chi non ci sta guardando lo spiego, stiamo parlando con chi porta avanti la disabilità, ma anche come Giusy Chiré la vive in primissima persona, la disabilità, su una carrozzina. Ma signori, questa va in giro molto più del sottoscritto Sammy Varin, la trovate ovunque, in eventi da nord a sud, e la cosa mi riempie di felicità, perché sei un esempio, come dico sempre Giusy, per le tantissime persone, chi non ha una piccola o grande disabilità, che troppo spesso si arrendono davanti a quelli che sono effettivamente degli scogli, ma che insomma magari un piccolo sforzo fatto certamente con gli altri, quindi uno sforzo che deve fare chi ha una disabilità, ma deve fare anche chi gli sta intorno, chi non lo conosce, ma comunque deve portare avanti una politica per aiutare la disabilità. Con un piccolo sforzo si riesce veramente a fare le cose più impensabili, come fa la Giusy, ma dall'altra c'è anche la bellezza. Insomma, se fate un giro sulla pagina Instagram di Alexandra Moreno, Alexandra, e tu stai portando avanti concorsi interessantissimi, e qui c'è uno scambio di corone anche che avviene. Cosa stai portando avanti? Racconta un attimo tutte le fotografie che ho sbirciato sulla tua pagina Instagram. Chi sono queste candidate e a che cosa? Alexandra. Como yo siempre digo, la solidaridad no es solamente una parola, è una mano che ci tende quando qualcuno cade, è condividere un lavoro, un consiglio, un abbraccio. Quindi qui in Italia abbiamo costruito una famiglia senza sangue, ma con un cuore di una comunità forte, mediante una corona, una fascia. Noi volevamo far sapere alla comunità che non siamo solamente una fascia, un viso bello, è tutto un lavoro di famiglia, tutto un lavoro di unione, di cultura. Quando noi parliamo di una cultura italiana o dell'Ecuador, stiamo rappresentando un paese. Quando parliamo di una comunità, stiamo parlando e facendo vedere tutta la bellezza di quella gente, gli anziani, quei bambini, quelle donne che hanno bisogno dell'appoggio, di quell'abbraccio di interazione, di amore, di buon principio, di amarci uno agli altri. Mediante una corona, un cambio di corona. Nostra ambasciatrice, che fu nominata direttamente dal governo dell'Ecuador, ci ha detto il consolato oggi, e lavoro tanto che fa la Giusy. Giusy Chiré, per noi è un esempio, è un mito, è una cosa che noi dobbiamo seguire, quella forza, quella energia che lei ha, e che per lei non è un muro, non ne ha una barriera. Lei, tutto l'amore, con tutto il cuore, va avanti e rompe tutta quella barriera, come siamo stati in Colombia. Per lei la difficoltà l'ha fatto al massimo, sono testimonio io. Sin embargo, lei ci è andato lì, abbiamo fatto la solidarietà con lei. È giusto che abbia un intercambio di corona che la rappresenti. In questa fecha, il 25 di luglio, sarà direttamente dall'Ecuador, nostra rappresentante, la donna più bella dell'Ecuador, sarà onorata di cambiarle la corona a nostra ambasciatrice Giusy Chiré il 25 di luglio a Milano. Questo vuol dire che non è solamente bellezza, non è una fascia, non è una corona, è tutto un lavoro di unione, di integrazione, di turismo e di integrità, recuperare questi principi che tanti anni ci hanno fatto imparare i nostri genitori e i nostri nonni. Io segno giù, mi sto segnando la data, 25 luglio, cambio di corona, Milano. Giusy, spiegaci un attimo che cosa ti aspetta, che cosa ci aspetta, perché poi voglio come minimo vedere le foto, assolutamente sì, Giusy.
Ma io ringrazio, ma guarda che non è la corona o una fascia quello che uno ha dentro il cuore, ma bensì l'amore verso gli altri, verso quelli che soffrono. Quindi questo impegno della nuova corona come ambasciatrice Solidale International, devo dire grazie anche alla mia associazione, della quale Alessandro Moreno mi è sempre vicino, e noi combattiamo per tante cose, e quindi sarà ancora di più un mio impegno sempre verso gli altri, verso coloro che hanno difficoltà, e quella che il mio messaggio sia di forza, che magari io sono lì a rappresentare coloro che non hanno la voce, coloro che non hanno paura di parlare, di uscire, di affrontare il mondo, ecco, perché il mondo a volte è anche molto cattivo nei nostri confronti, nelle nostre discriminazioni, abbiamo anche del bullismo perché per la gente siamo troppo, hai capito? E quindi anche lo Stato stesso non è che ci accoglie come disabilità, ci accoglie come un essere che non può dare niente alla società. Invece non è vero, non è così, Sammy. Noi diamo tanto alla società, noi diamo amore, rispetto, possiamo amare più di tutti gli altri, dare la nostra empatia, i nostri aiuti anche in piccolo, ma il nostro aiuto sincero, perché noi abbiamo un cuore grande, Sammy, lo facciamo con la nostra dignità e rispetto verso gli altri, perché noi abbiamo sofferto e soffriamo, e quindi vogliamo che gli altri non soffrano. E quindi il 25 di luglio sono felice, onorata, veramente ricca dentro la mia anima, e tutto questo lo voglio dedicare ai miei genitori, che adesso non ci sono più da tanti anni, ma so che loro vegliano su di me come degli angeli, e a mia figlia, che è la cosa più bella della mia vita e del mio orgoglio, veramente, Sandy, perché me la sono cresciuta con tante difficoltà e con tanto pregiudizio della gente, te lo dico sinceramente, e con tanta cattiveria delle persone che mi hanno circondato nella mia vita. Ma ce l'hai fatta e Ce l'ho continui fatta. a farcela con un esercito intorno a te, e che siamo anche noi che facciamo comunicazione, che cerchiamo di farci portatori dei vostri messaggi, delle vostre proposte, ma anche delle vostre proteste direttamente in Parlamento, direttamente al governo. E quindi quello che dico a te, Giusy, ma anche ad Alexandra, mettiamo sul tavolo quelle che sono le proposte di chi ha una qualunque disabilità, che sia grave, che sia meno grave, e dove questo governo sta lavorando bene, dove ancora c'è da lavorare in maniera importante. Facciamo in modo che la nostra radio, che ha questa potenza, questo importante collegamento con la politica, possa essere positiva, possa essere propositiva anche nelle situazioni più gravi e più disperate. Bisogna denunciare queste cose, dobbiamo metterle sul tavolo, dobbiamo raccontarle agli ascoltatori, ma soprattutto Io dobbiamo voglio raccontarle dire alla anche un'altra politica. cosa, se posso, anche diciamo, i nostri migliori artisti nell'arte della moda, della bellezza, del cinema, di fare inclusione. Perché non chiamare noi in carrozzina con le nostre disabilità e fare una passerella con i grandi nomi delle modelle, Armani, Dolce & Gabbana? Non per forza si devono andare a cercare delle donne che sono belle, alte, con slanciate, che pesano 40 kg, perché noi siamo uguali a loro, uguali, perché ti dicevo poco fa, noi siamo dei fiori speciali, e i fiori sono quelli più belli, i fiori che rappresentano la bellezza del mondo, perché sono profumati,
perché ognuno di loro esprime un qualcosa, il fiore. E soprattutto, signori, il fiore ha un profumo buonissimo, bellissimo, che cerchiamo di trasmettere a tutti voi su queste frequenze, parlando il più spesso possibile di disabilità e auspicando che sui palchi più importanti arrivi un po' più spesso la disabilità e non soltanto certe categorie. Io ringrazio Giusy Shire, cercatela Grazie. su Instagram, ma anche Alexandra Moreno, anche lei da cercare. Grazie mille, grazie. Grazie Alexandra per quello che fai, grazie per quello che fate, e cari ascoltatori, non vi resta veramente che andare alla ricerca di queste portatrici di positività anche nel mondo della disabilità. Giusy Shire e Alexandra Moreno. Ciao Giusy, un abbraccio e alla prossima! Ciao, Grazie, ciao, Sammy, grazie. grazie Alessandra. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, questo è il momento di prenotare l'olio extravergine di oliva Acerbis. Adesso l'olio il principe indiscusso della tavola. Stanno arrivando da ogni dove sulle sponde del lago di Garda per prenotare, per portarsi a casa, per assaporare il nostro olio Acerbis. E voi potete farlo, chi è cliente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Con 84 euro ricevere, prenotando l'imbottigliamento, perché noi facciamo solo prodotto fresco, o per maggio o per giugno, per fine giugno, 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro. 84 euro. Il trasporto non lo pagate, ma dovete prenotarlo perché facciamo un prodotto freschissimo. Chiamate 030 68 40 4 08 oppure potete ordinare tramite il sito olioacerbis.com, e già che siete lì sul sito buttate un occhio alla linea cosmetica, dove trovate che d'estate, in primavera, la crema alla bava di lumache o dermiche biologica Rimas in soluzione all'80%. Andate a vedere una crema Rimas biologica, scottature, psorisi, dermatiti, cuperose, 35 euro. 3 creme, 79 euro, trasporto gratuito. Fate voi, visitate olioacerbis.com oppure 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pace è tutto quello che vorrei. Respirare lentamente, stare qui nel silenzio della mente che cade lieve come neve. L'universo mi appare adesso. Pace intorno a quello che vorrei. Ma se dentro hai guerra, fuori guerra sei. Solo al centro mi ritroverei per solo il cuore con
per sentire libertà. L'ambizione, la paura e poi nel profondo non ci credi mai. Schiavo a mille cose che non hai. Perdi il tempo. La vita Abbiamo proiettato a tutto schermo il video e il testo di questa canzone molto potente e meditativa. Si intitola Pace. Lui è Moreno del Signore. Chi abbiamo con noi? Ciao Moreno! Ciao Sammy, ciao, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, perché questa canzone Pace, che trovate su tutti gli store digitali, ma anche su YouTube con un video che te la fa studiare ancora meglio, è qualcosa di più che un inno, l'auspicare la pace tra i popoli, e c'è qualcosa dentro di ancora più potente. E allora Moreno, ancora prima di parlare di te, di raccontare chi sei per quei pochi che non ti conoscono, voglio il significato che hai voluto dare a questo pezzo intitolato Pace. Sai, la forza delle canzoni è di usarci come tramite, come se colassero dall'alto dei contenuti, delle riflessioni che ci troviamo costretti ad ascoltare come un'istanza profonda. E accadde così nel dicembre del 2024. Non legai strettamente questo brano ad un contenuto specifico, ad un evento, ma ad una necessità profonda che è quella di avvertire uno stato di pace, interrogandomi sul perché poi, nonostante il mondo sia cambiato, si sia evoluto, ancora così tanti focolai di guerra, così tanto dolore, morte e sofferenza accompagnino la vita degli esseri umani. E mi sono reso conto che probabilmente la similitudine tra l'interiorità e l'esteriorità produce questo effetto. Quindi sono le guerre che ognuno di noi porta dentro a determinare la somma di un movimento guerresco, di un movimento di energia distruttiva che poi si espande intorno a noi. Quindi è un richiamo, se vogliamo, ad una auto-osservazione, anche a una responsabilità, ad accorgerci di che cosa portiamo nel mondo e che cosa portiamo intorno a noi. Cavolo, quindi un'auto-osservazione di noi stessi, cerchiamo di fare un esamino di coscienza se non siamo noi i primi guerrafondai, a volte semplicemente con le parole o con i pensieri. È una riflessione che dobbiamo assolutamente fare e che, come vedete, sta abbracciando un po' ogni campo e per fortuna anche quello musicale, con questo pezzo Moreno del Signore, Pace. Ma adesso raccontiamo chi sei, perché ragazzi, qui ci sono oltre 30 anni di esperienza tra studi di registrazione, palchi, insegnamento. Moreno del Signore è cantante, vocal coach, produttore e formatore, ma tu sei anche l'inventore del metodo per imparare a utilizzare la nostra vera voce, che si chiama
voice reset, e qua mi fermo perché non so da dove partire. Moreno, che ci guarda in radiovisione, sta sbirciando decine e decine di immagini che raccontano un po' quello che è stato il tuo percorso musicale sicuramente, ma anche proprio di comunicazione, cioè tu insegni agli altri a comunicare, altra cosa importantissima sotto qualunque punto di vista, perché comunicare lo puoi fare suonando, lo puoi fare cantando, ma anche semplicemente parlando, e non è che deve essere soltanto il politico bravo a comunicare, e vediamo che magari qualcuno, ma pochissimi, sono bravi, ma anche la persona normale molto spesso studiare il metodo migliore per trovare la giusta intonazione. Sembra una stupidata, la giusta intonazione vocale è quella che ti fa trasmettere meglio te stesso. Vabbè, ma è che mi sto rispondendo da solo. Moreno, fermami! A te la parola! Ti rispondi da solo perché intanto con grande cognizione di causa, perché le cose che dici sono veritiere fondamentali, perché se una persona tende ad uno stato di consapevolezza si rende conto dell'importanza di un mezzo come la parola. La parola, e prima ancora anticamente si diceva il suono, in principio era il verbo, in realtà in alcune tradizioni sapienziali più antiche si dice in principio era il suono e con lui il verbo, perché la parola ci può anche dividere, perché se non comprendiamo il nostro interlocutore per ragioni di lingua, per ragioni di estrazione culturale, per ragioni di anche semplice attenzione, rischiamo di non comprendere la verità del messaggio. Il percorso che ho svolto nella mia vita, quello artistico, ma che poi è inscindibile da quello umano, mi ha portato a rendermi conto dell'importanza di una profonda coerenza tra il messaggio e il messaggero, perché noi dobbiamo incarnare le cose che portiamo. È come quando nell'educazione dei figli, per esempio, o nell'educazione dei giovani che si stanno formando, noi crediamo erroneamente di poter trasmettere dei concetti ed educare attraverso semplicemente il contenuto. In realtà è la forma, il tono che definisce il modo con il quale noi arriviamo all'interlocutore, e prima ancora chi siamo, perché ci guardano, ci osservano, e quindi abbiamo l'enorme responsabilità, che non è un peso, è un onore da portare. E quindi anziché chiederci spesso perché poi le generazioni nuove, le generazioni più giovani ci piacciono meno nelle loro espressioni, chiediamoci che modello abbiamo loro trasmesso, perché l'apprendimento è un apprendimento del tutto simile a quello motorio, cioè emulazione, prova ed errore, ragionamento, gratificazione. Quindi ecco, io ho voluto pensare un metodo comunicativo che tenesse conto di 4 piani coincidenti nella vita di tutti noi, ovvero un piano cognitivo sicuramente, un piano fisico, naturalmente perché è attraverso il corpo che facciamo l'esperienza della vita, un piano emotivo non meno importante perché è da emotus, ciò che ci fa muovere. Noi ci muoviamo nel mondo in ragione delle nostre emozioni, e un piano fondamentale che è quello del retaggio, cioè la nostra provenienza, la nostra storia personale, le nostre famiglie, la nostra educazione di tipo scolastico, i nostri rapporti lavorativi, le nostre relazioni. Tutto questo racconta chi siamo. Ecco, questo poi può essere sovvertito, ovvero se ci rendiamo conto che una determinata direzione intrapresa produce poi effetti negativi sulla nostra vita, ecco che riappropriarci del potere della parola, perché è un potere enorme, significa connetterla a qualcosa di ancestrale. L'universo ha un funzionamento meraviglioso che ormai anche la scienza riesce a farci comprendere. Tra le leggi che lo regolano c'è il fatto che visualizzazione più vibrazione produca manifestazione. Che cosa stiamo dicendo? È molto semplice, cambiamo queste parole con qualcosa di più comprensibile. Vibrazione uguale suono, e quindi nel nostro caso per esempio voce o parole che hanno forma, cose che diciamo, unite alla visualizzazione, cioè al sogno, al potere dell'immaginario, quello che noi desidereremmo diventare o vedere intorno a noi. Ed ecco che questo nell'arco di un tempo produce la realtà.
E ti stiamo ascoltando con attenzione, signori. E intanto che ascoltate Moreno del Signore, se avete sotto mano un computer o un telefonino, cominciate semplicemente a digitarlo, ad esempio su Instagram, Moreno del Signore, o se preferite su YouTube. Certo, troverete parecchie sue notizie e tante canzoni, ma non troverete questa che sto per trasmettervi, perché è un'anteprima che Moreno vuole regalare a tutti noi. Si intitola La gente felice e tra poco ce ne parlerai, ma subito la lancio, Francesco. La gente felice in anteprima per voi, Moreno del Signore. Il sabato mattina in un supermercato di quartiere, comprare dei biscotti, miele, zucchero e il caffè che non ce l'hai, e incontri quello che non vedi mai, gli chiedi gentilmente come stai, che se sta bene lui magari poi ti senti meglio un po' anche tu. Hai visto cosa ha detto la TV? La crisi sembra non passare più, ma in fondo io che cosa posso farci? Io davvero non saprei. Potrei parlare di te, di me, di noi, del sole giallo al tramonto in spiaggia e poi telefonarti di notte anche verso le 3, sai, pensavo un po' a te. Potrei cercarti per secoli, anni e poi, ma le cose accadono solo se siamo noi sulla frequenza corretta. La vita ti aspetta, è un messaggio per te, per te. La gente è felice, ha dentro tante cose che non dice, va a letto presto e spegne anche la luce, così da non svegliarsi mai nel cuore della notte per pensare. Ma in fondo dimmi cosa c'è di male, se qualche volta sogni di volare, se credi sia possibile anche ridere e poi piangi se ti va. Il mondo è grande come una città, il tempo passa e non ritornerà, ma forse tu hai bisogno di una scusa ed in quel caso io potrei parlare di te, di me, di noi, del sole giallo al tramonto in spiaggia e poi telefonarti di notte anche verso le 3, sai, pensavo un po' a te. Potrei cercarti per secoli, anni e poi, ma le cose accadono solo se siamo noi sulla frequenza corretta. La vita ti aspetta, è un messaggio per te, per te. La gente è felice quando a giugno poi finiscono le scuole, quando a luglio il cielo sa di temporale, quando arriva agosto e finalmente andremo tutti al mare. Potrei parlare di te, di me, di noi, del sole giallo al tramonto in spiaggia e poi telefonarti di notte anche verso le 3, sai, pensavo un po' a te. Potrei cercarti per secoli, anni e poi, ma le cose accadono solo se siamo noi sulla frequenza corretta. La vita ti aspetta, un messaggio per te. Potrei parlare di te, di me, di noi, del sole giallo al tramonto in spiaggia e poi telefonarti di notte anche verso le 3, sai, pensavo un po' a te. Potrei. Sulla frequenza corretta la vita ti aspetta, è un messaggio per te, per te. La gente è felice. E voi? L'avete trovata la frequenza corretta? In anteprima, Moreno del Signore, la frequenza corretta è per
per renderci anche più felici. E allora La gente felice, questa canzone in anteprima sulle nostre frequenze, è Moreno che lancia veramente la positività, l'ottimismo, la voglia di trovare davvero quella frequenza corretta che serve per innestare la prima e dire dai, andiamo a lavorare anche quest'oggi, dai, usciamo di casa, magari non a quest'ora con sto caldo, un po' prima, verso le 7, le 8 del mattino, a fare 2 passi. È vero, Moreno? Assolutamente sì, caro Sammy. È scegliere la felicità per quello che poi ho potuto conoscere, perché non si nasce educati alla felicità. Si può essere fortunati nel momento in cui un contesto nel quale cresciamo produca uno stato di felicità, e allora un po' per osmosi, un po' per emulazione ci addentriamo nell'idea di una vita che possa contenere anche gioia e non soltanto dovere, fatica, senso di colpa e tutto il resto che siamo abituati a portarci nel nostro zaino pesantissimo, no? Cosa che fa di noi delle persone talvolta senza sorriso, e questo mi dispiace molto, ma non mi sarei mai permesso di parlare della felicità se non l'avessi infine conosciuta. E non mi riferisco alle felicità momentanee, a quei meravigliosi up ai quali seguono naturalmente dei pesantissimi down. Un conto è essere felici perché ho fatto un bellissimo concerto, sono felice perché sono innamorato, sono felice per questo, poi però se decadono quelle condizioni il rischio è che poi la mia felicità svanisca. Allora di che cosa posso essere realmente felice? Accadde per me così una mattina di alcuni anni fa, credo 4 anni fa circa, di svegliarmi molto presto, abitudine che ho da qualche anno a questa parte, davanti a un bosco dove vivevo, e percepire nella meraviglia del cinguettare degli uccellini, nella notte che traslava dentro il giorno, nell'odore fresco che arrivava dal bosco, uno stato di benessere che mi sono accorto essere felicità senza bisogno di fattori esterni. Questa è stata la grande differenza rispetto a qualcosa che non avevo mai provato. Ho temuto che poi quella sensazione scomparisse, in realtà mi sono reso conto che mi accompagna da allora, e a dispetto delle difficoltà che come ognuno di noi, anch'io posso avere nella vita, si traduce in un modus operandi, cioè mi permette di attraversare le cose senza preoccuparmi innanzitutto, ma occupandomi nel momento in cui le cose vengono ad interessarmi direttamente, e allo stesso tempo tracciando una linea intorno a me nella quale cerco di diffondere un determinato tipo di comportamento, mai risposte, mai soluzioni per altri, ma semplicemente accompagnare coloro che incontro, che possono essere nella vita, nelle amicizie, così come nel lavoro, nella didattica, a cercare la miglior versione possibile di se stessi, ovvero quella versione che permette a ognuno di noi di guardarsi allo specchio e di sentirsi semplicemente felice. Capito? Dobbiamo cercare la migliore versione di noi stessi. Cominciamo da subito, direi. Perché no? Anche contattando proprio lui, Moreno del Signore, signori. Oltre 30 anni di esperienza, palchi, studi di registrazione, ma anche fondatore dell'Accademia Il Tempio della Voce. Qui parlo ai tantissimi artisti di ogni età, visto che Moreno, pensa, io ogni mezz'ora interrompo le mie trasmissioni e trasmetto un artista indipendente, a volte alla primissima incisione me la inviano, se merita, se è trasmettibile io lo passo, perché da parte sua c'è una grandissima soddisfazione sentire la propria canzone per radio, ed è un impulso anche a dire dai, andiamo avanti, magari non c'è ancora la perfezione, non ci sarà mai, però ho fatto una registrazione, l'ho fatta bene, ci ho messo il cuore per trasmettere un messaggio, e chi ha ancora il coraggio di trasmettere messaggi che non siano sempre quelli scontati o detti appositamente per salire su questi palchi, qualunque messaggio ci sta, si chiama anche democrazia musicale, e noi la trasmettiamo. Moreno, chi si avvicina a te? Sono un po' curioso anche, chi si avvicina per le motivazioni più varie, dall'aspetto musicale, ma vi dicevo anche l'aspetto psicologico, di formazione, di essere motivati. Qual è il tuo pubblico? Chi ti ascolta da 30 anni ti conosce anche per la tua musica? Hai fatto incontri
pazzeschi sui palchi di tutta Italia. Se vuoi ci puoi fare anche qualche nome, ma andremo avanti fino a domani. Chi è che ti si avvicina a te per chiedere una mano? Il tipo di pubblico, giovani, giovanissimi, ma non soltanto? Moreno. Allora, intanto voglio, perdonami, faccio un passo indietro rapidissimo per ringraziarti di ciò che tu fai diffondendo musica indipendente e musica che non sia soltanto appannaggio dei grandi circuiti, perché per una piccola opportunità offerta a qualcuno che sta investendo sulla propria vita artistica e musicale, sul suo bisogno espressivo, è un grandissimo dono e quindi questo veramente ti fa onore, Sammy, per questo grazie. Grazie. Allora, per rispondere a quanto mi stavi chiedendo, devo dirti che negli anni è variato molto il panorama delle persone che si avvicinano. Intanto perché? Perché io credo di essere qui in qualche modo per fare un'esperienza di vita e quindi, se devo essere sincero, non ho mai incontrato due persone identiche fra loro. Posso aver incontrato persone con alcune similitudini per alcuni tratti, ma mai con gli stessi contenuti cognitivi ed emotivi. E questo è un grandissimo territorio di incontro, di ricerca, di bellezza, di spunto, no? Per cui ho lavorato negli anni con ragazzi molto giovani, anche con i bambini tanti anni fa, anche con bambini che magari avevano delle difficoltà particolari di espressione, e per poi arrivare invece a lavorare nell'ambito maggiormente professionistico, per cui scuole di formazione come il MAS, la più grande scuola europea dello spettacolo, dove ho lavorato per 12 anni, credo, e da dove i giovani si avvicinano con l'idea e il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo, quindi completando una formazione maggiormente importante. Ad oggi questo non toglie però lo spazio anche agli amatori, perché attenzione, ci sono degli amatori, degli hobbisti che sono straordinari nelle loro capacità e competenze, ma semplicemente hanno scelto di non addentrarsi nel dedalo infinito e difficilissimo di una vita sostenuta soltanto da attività artistiche, che oggi più che mai è veramente difficile. Anche alcuni artisti affermati sono costretti a fare televisione e a fare altre cose per sostenere il proprio percorso artistico, in ragione del fatto che non ci sono più le vendite di oggetti fisici legati alla musica, di supporti fisici, ma questo digitale che se da un lato permette una diffusione ampissima, dall'altro ci porta in un oceano gigantesco, per cui ogni giorno, quotidianamente in Italia vengono prodotti quanti brani venivano prodotti in un anno nel mondo nel 1979. Si capisce da sé che questo porta a una dispersione e infine tendiamo ad ascoltare ciò che già conosciamo o a ripercorrere strade note, oppure ci affidiamo a qualcuno che decida per noi. Questo non è sempre una cosa estremamente costruttiva. Negli anni poi ho sviluppato anche dei percorsi particolari con la mia accademia, col Tempio della Voce, per cui il percorso Diploma Academy, proprio per formare in maniera completa un artista che voglia entrare nel mondo dello spettacolo, quindi lavorando anche sul piano psicologico col supporto di professionisti delegati a questo, e così come occupandoci anche di discipline quali lo yoga, che vengono affiancate e vengono tenute come pari importanza rispetto a quella che è la formazione strettamente musicale o vocale. E quindi, che dire, è un viaggio meraviglioso, Sammy. Io sono grato ogni giorno perché ogni giorno scopro qualcosa di nuovo, rileggo qualcosa che ho visto e cerco di diventare la miglior versione possibile di me. Eccomi. La vita è un viaggio meraviglioso, tutto vero, e l'importante è non perdere la voglia di comunicare sfruttando ogni possibilità, e oggi veramente ci sono tante possibilità, dobbiamo soltanto guardarci intorno, e se vi sentite persi per un attimo, beh, è bellissimo chiedere ad esempio a professionisti come Moreno del Signore, e qualche consiglio sicuramente ve lo possono dare. Moreno, un piacerone davvero aver fatto con te questa chiacchierata, però dimmi che non finisce così, magari ci risentiamo, ci rivediamo dal vivo, visto che non siamo distantissimi, eh? Di dove sei tu, Moreno? Ma io sono in provincia di Como, quindi bene o male mezz'oretta posso essere da voi e sarò assolutamente felice di venirvi a trovare.
Dai. molto felice. Dai. Anzi, mi dispiace che oggi non mi sia stato possibile. Ah, tranquillissimo, e noi siamo sempre aperti per artisti come te. Molto volentieri ci risentiamo per fissare un appuntamento nei nostri studi di Milano. Moreno del Signore, la canzone da ritrovare, Pace, ma se sbirciate sul suo canale YouTube trovate veramente di tutto e soprattutto tanti insegnamenti interessanti di ciò che porta avanti con il suo metodo per valorizzare la propria voce, Voice Reset. Grazie Moreno, ci risentiamo e ci rivediamo presto. Grazie di cuore a te, Sammy, e a tutti gli ascoltatori. Un carissimo abbraccio, a presto. Avete ascoltato